Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il nostro è il confine più esposto per quello che riguarda chi scappa dal conflitto. Siamo arrivati attorno alle 50.000 persone in Italia, delle quali oltre la metà sono entrate nei nostri confini. A dirlo il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi questa mattina a Palmanova, da dove è partita la colonna della protezione civile per la Slovacchia al confine con l'Ucraina. Alle 6 di questa mattina, dopo un breve briefing, è partita da Palmanova la missione della Protezione Civile regionale che dovrà allestire un campo di smistamento per i profughi provenienti dall'Ucraina a Obla, in Slovacchia, ai confini tra i due paesi. La colonna di 20 mezzi è composta dai volontari della Protezione Civile della Croce Rossa che realizzeranno un campo con attrezzature e servizi per circa 250 persone. Sicuramente è una missione importante, tra le più importanti che la Protezione Civile ha fatto nella sua storia, per numero di mezzi schierati, per numero di volontari, per la collaborazione col Dipartimento Nazionale e con la Croce Rossa, e tutto questo consentirà l'installazione di questo campo profughi ai confini con la Slovacchia, dove saranno allestiti 250 posti letto, un centro di smistamento per le persone che hanno bisogno anche di un controllo sanitario, le cucine. Vediamo come questa missione sia anche composta da molti giovani, questa è un'altra cosa estremamente importante. Ci sono diverse competenze professionali che concorrono a questo lavoro, e la generosità di queste donne, di questi uomini che hanno risposto alla chiamata subito, tra l'altro in un confine, in un paese dove c'è una guerra, quindi non facile, delicata, lunga. Perché partiranno adesso, arriveranno domani notte e ci saranno giornate di lavoro per montare questo campo. È una delle nostre missioni, 2 sono già partite con i dispositivi medici e i farmaci anche qui per conto del paese. Stiamo lavorando sui confini italiani per le persone, in particolare per le donne e i bambini che stanno arrivando. Il nostro sistema sanitario sta rispondendo anche qui con questo hub che abbiamo realizzato alla Fiera di Udine. Sicuramente un lavoro importante che tra l'altro pesa sulle spalle di un sistema di protezione civile e del servizio sanitario regionale che ha 2 anni con una pandemia sulle spalle. Ha aperto da qualche giorno nella Fiera di Udine un vero e proprio hub regionale della sicurezza sanitaria per l'arrivo dei profughi ucraini. Lì le famiglie in fuga dalla guerra troveranno il centro vaccini e il punto tamponi, oltre a una serie di posti letto per la primissima accoglienza. Caporale, l'hub dell'Ente Fiera si arricchisce di fatto di ulteriori servizi, come anche una prima accoglienza per i profughi ucraini che dovessero arrivare, oltre a vaccinazioni e tamponi, uno sforzo importante dell'azienda sanitaria. Assolutamente uno sforzo dovuto per un popolo in difficoltà che ci sentiamo di aiutare il sistema sanitario assieme ad altre istituzioni, quali anche la protezione civile, saranno una risposta importante e fondamentale per un popolo in difficoltà. E qui vediamo tantissimi volontari di tantissime associazioni di protezione civile, c'è anche i carabinieri, il costante impegno dei sanitari, veramente una macchina organizzativa importante. Sì, una macchina organizzativa che è partita da prima con i vaccini, dove i volontari e le associazioni sono state fondamentali e lo sono anche in questo momento. Noi riusciamo ad assicurare alcuni servizi, soprattutto e grazie anche naturalmente alla collaborazione dei volontari. Si conferma forte l'impegno della Fiera di Udine, prima per l'emergenza sanitaria, adesso anche per questa emergenza. Ci sembrava doveroso e da un lato ci siamo messi a disposizione. Qui ci sono i padiglioni, gli spazi per poter governare anche i flussi di chi è più sfortunato in questo momento. Credo che sia il minimo che si potesse fare di attivare questa prima accoglienza insieme con la sanità, insieme con la protezione civile. E quindi è una fiera che rappresenta un campus multifunzionale e nelle multifunzioni ci sia anche quella dell'accoglienza e delle emergenze. Le criticità della riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia al centro di un incontro organizzato dal gruppo consigliare del PD che ha manifestato contrarietà, in particolare sul mancato utilizzo dei centri di accoglienza primaria, la carenza di personale, le liste d'attesa e una gestione non adeguata dei fondi del PNRR.
era una sfida con un'asticella molto alta, quella di pensare che i centri di assistenza primaria potessero essere il luogo nel quale i medici di medicina generale e specialisti potessero raccogliere la domanda territoriale. Questa amministrazione li ha chiusi e adesso sostanzialmente li ripropone sotto l'etichetta delle case di comunità, che parzialmente sono i CAP, perché dovrebbero invece contenere anche il tema dei servizi sociali e il tema appunto del governo del territorio da un punto di vista sanitario, vantandosi di una scelta che non è la sua scelta, ma che in qualche modo è una piroetta rispetto a quanto negato in precedenza. Ecco, voi avete analizzato la situazione, avete una vostra controproposta? Porsi le priorità giuste, cioè capire in quale modo è possibile far fronte al tema del personale. Vediamo che per esempio in alcune altre aree della regione sono stati fatti contratti, nuovi contratti, nuove modalità, la sperimentazione del Veneto con i medici intramenia. E quindi applicarla anche qui? E quindi potrebbe essere applicato anche qui, dandosi la priorità appunto di capire qual è il personale carente e dove. Perché tra le righe delle linee guida leggiamo anche che i servizi territoriali dovrebbero essere, come dire, alimentati dal punto di vista personale da personale ospedaliero. Beh, io non credo che questa sia la soluzione. Riciclaggio, usura e ricettazione con matrice mafiosa, sequestrati 900.000 euro. Nell'ambito dell'operazione Adelphi, che ha rivelato l'esistenza di una strutturata organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale operante in tutta Italia, questa mattina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste e di Vibo Valentia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo per 900.000 euro nei confronti di 3 indagati per riciclaggio, usura e ricettazione aggravati dalla matrice mafiosa. Alcune persone vicine all'organizzazione criminale si occupavano di far fruttare il denaro derivante dalla vendita della droga proveniente dal Sud America, acquisendo il controllo delle attività economiche attraverso l'usura. Uno degli indagati, promotore finanziario a Milano, riciclava il denaro sporco con versamenti su conti correnti bancari e postali intestati a imprenditori usurati, applicando un tasso di interesse fino al 174%. Il denaro tornava poi nella disponibilità dell'organizzazione. Tra i 4 e i 5.000 euro l'anno, tanto incide l'aumento di benzina e gasolio su agenti e rappresentanti di commercio. L'impegno del governo per interventi che riducano il prezzo è apprezzabile ma non sufficiente, commenta Massimiliano Pratesi, presidente di FNARC Udine, la federazione di categoria aderente a Confcommercio. È in atto una speculazione ingiustificata, prosegue, occorre un'autority europea immediatamente operativa per calmierare i costi e intervenire sulle anomalie dei mercati delle materie prime. Pratesi sottolinea come i rincari del carburante si sommino a margini assottigliati per altri aumenti e alla diminuzione delle vendite a causa della carenza di materie prime. Tra l'altro, aggiunge, il tetto di deducibilità del costo dell'auto, 25.000 euro, è bloccato da tempo ormai immemorabile e non ci consente di acquistare auto green. Gli sconti, grazie all'extra gettito IVA e il taglio dell'accise, benché vada, ci riporterebbero alla situazione di alcuni giorni fa, quando il litro costava 15-20 centesimi in meno, e Pratesi ricorda infine che per coloro che sono in contabilità forfettaria si tratta di un costo non deducibile. Marzo è il mese dedicato all'endometriosi, patologia che ora è riconosciuta anche a livello nazionale grazie all'omonima associazione nata in Friuli Venezia Giulia e sostenuta dalla Regione. La patologia, che colpisce almeno una donna su 10, è stata al centro di un convegno che si è svolto a Udine. Speriamo che in questo senso ci diano voce anche perché non è solo un mal di pancia, signori. Qua l'endometriosi, anche in alcuni casi, si sposta e va in altri organi. Non diventa poi solo un mal di pancia, ma diventa un male di tutto, perché l'endometriosi purtroppo si sposta anche in altri tessuti, che sono ureteri, che sono vescica, intestino, le ovaie, però anche i nervi, i muscoli e quant'altro. Quindi polmoni, attenzione anche se raramente. Però in regione io conosco 5 persone che hanno il problema di endometriosi ai polmoni. Quindi non so se è per caso una zona, ma sta di fatto che è una cosa importante.
Diciamo che l'endometriosi è per eccellenza la regina della medicina di genere, e per eccellenza sicuramente, ma non per impegno nella ricerca. Quanto ha detto giustamente precedentemente la Presidente dell'Associazione è assolutamente veritiero, perché è soltanto da poco che la ricerca si sta concentrando sull'endometriosi, eppure noi donne e tantissime donne ne soffrono da sempre. Ignoti nella notte hanno danneggiato l'installazione posizionata sul terrapieno di Piazza delle Libertà di fronte alla loggia del Lionello. Si tratta della mega scritta arcobaleno collocata nel centro di Udine per reclamizzare Udine Design Week, manifestazione giunta alla 6ª edizione che coniuga cultura, commercio, artigianato, industria e turismo, quest'anno intitolata Mondi Possibili. A rompersi in 3 pezzi è stata l'ultima lettera della parola design, colorata in azzurro. Già lo scorso anno la stessa scritta fu depurtata da un cittadino poi identificato grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, come ricorda la referente della manifestazione Anna Aurora Lombardi. Il fatto è avvenuto 2 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Il 20 marzo è attesa la premiazione per il miglior progetto di vetrina allestita in città, 12 concorrenti. In occasione della giornata nazionale della memoria e dell'impegno, ricordo delle vittime delle mafie, lunedì 21 marzo l'Aula Magna del Liceo Scientifico Copernico di Udine ospiterà un evento di approfondimento e riflessione sul tema della mafia. All'iniziativa, che è stata organizzata con la collaborazione dell'Associazione Libera, interverranno il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, il presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, Michele Penta, e il generale di brigata in quiescenza, Roberto Zuliani. Testimonianza diretta sarà offerta da Silvia Stener, nipote dell'agente di scorta Walter di Cosina, deceduto in occasione della strage di Via D'Amelio il 19 luglio 1992. Un inedito percorso teatrale tra reperti e personaggi esposti sarà proposto domenica pomeriggio al Museo Archeologico di Udine. Anche le statue parlano, il titolo di un progetto innovativo che domenica pomeriggio coinvolgerà il Museo Archeologico di Udine, i cui reperti e personaggi prenderanno corpo e voce grazie all'Associazione AC Cultura Arti di Udine, sostenuta dall'assessorato alla cultura del Comune di Udine. Lo spettacolo in musica e parole nasce con l'intento di collegare passato e futuro, archeologia e tecnologia. Questi artisti faranno parlare le statue. La sede del Museo Archeologico, nella sede al piano terra appena si entra in castello, lì abbiamo reperti della Magna Grecia, abbiamo dei vasi stupendi, longobardi esattamente, romani, anfore, vetri molto belli, ecco, delle teste, delle statue. Ecco, questi racconteranno un po' la storia, le loro vicende. Invito tutti a prenotarsi, perché ovviamente le 6 stanze dell'area archeologica non sono molto ampie e quindi bisogna contenere un po' i numeri. Però ci saranno più momenti di presentazione di questa rassegna, anche le statue parlano, e quindi io spero di poter accontentare molti. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.